45enne di Trevignano colpito da sospetta febbre emorragica muore pochi giorni dopo il rientro dal Congo. Accertamenti diagnostici sull'origine della malattia. Intanto è scattato l'isolamento per l'unico contatto dell'uomo. Tragico incidente lungo la 4 a Noventa di Piave, a perdere la vita una psicologa di 26 anni dipendente di una cooperativa che svolge servizi per il comune di Venezia. Giallo a Salcedo, nel Vicentino, trovato il corpo carbonizzato di un anziano, ma nell'abitazione non c'erano segni di un incendio. Senza lo stipendio di novembre ne 13ª, 250 lavoratori hanno protestato davanti alla centrale Enel di Fusina, la loro preoccupazione ai nostri microfoni. Prima donazione samaritana di rene dell'era post-Covid, donazione da vivente verso una persona sconosciuta in lista d'attesa, lo ha annunciato il Centro Nazionale Trapianti, la catena di donazioni è partita da Padova. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi i titoli di oggi, ma in primo piano subito quello che è il nostro sondaggio di questa sera dedicato al tema dei migranti in Albania. Migranti in Albania, il sistema funzionerà? Questa la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere esprimendo la vostra opinione attraverso una chiamata gratuita. I numeri che vedete in sovraimpressione, come sempre l'esito del nostro sondaggio verrà reso noto nel corso di Ring, in onda a partire dalle 21. In primo piano la sanità, con l'incubo morbo del Congo che arriva in Veneto. Il decesso di un 55enne di Trevignano, in provincia di Treviso, Andrea Poloni, rientrato di recente dal paese africano con un caso sospetto di febbre con emorragia, è stato comunicato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2. Sono in corso gli accertamenti diagnostici che consentiranno di far luce sull'origine della malattia in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Spallanzani di Roma. In attesa degli accertamenti sono state comunque attivate tempestivamente le misure di sanità pubblica previste in questi casi, in accordo con il Ministero della Salute, l'Istituto Spallanzani e l'Istituto Superiore di Sanità. È stato attivato il protocollo previsto, disponendo anche l'isolamento fiduciario domiciliare per l'unico contatto noto ed avviando la relativa sorveglianza sanitaria. L'accesso all'abitazione dell'uomo è stato interdetto. Ed ancora cronaca con il tragico incidente che si è verificato oggi all'ora di pranzo sull'autostrada A4 nel tratto maledetto tra Cessalto e Noventa. A perdere la vita Chiara Moscardi, psicologa di 26 anni, dipendente di una cooperativa che svolge servizi per il comune di Venezia. Il cordoglio del sindaco. Era in sosta per un guasto nella corsia d'emergenza lungo l'autostrada nel tratto tra Cessalto e Noventa di Piave in direzione Venezia con il furgone della cooperativa COSEP, quando un camion che sopraggiungeva ha urtato lateralmente il mezzo. Nell'impatto entrambi sono finiti fuori strada, ma ad avere la peggio Chiara Moscardi, psicologa di 26 anni, operatrice della cooperativa che svolge servizi per il comune di Venezia, residente in provincia di Rovigo, morta sul colpo. Con lei nel furgone c'era una collega rimasta ferita e portata all'ospedale, oltre a 2 uomini usciti invece illesi. Sul posto sono giunte le ambulanze, i vigili del fuoco, la polstrada, il personale di Autostrade Alto Adriatico. Le squadre dei pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le persone coinvolte. Chiara, nata e cresciuta nel Rodigino, padovana d'adozione, ha studiato all'Università di Padova e una volta laureata aveva trovato lavoro proprio con la cooperativa COSEP, che tra gli altri servizi è anche impegnata nel centro diurno del drop-in di Mestre in via Giustizia. La 26enne era sorella del centro del rugby Rovigo Delta Matteo Moscardi. Il papà Alberto è stato uno storico dirigente comunale di Rovigo. A nome di tutta la città di Venezia e mio personale voglio esprimere il più profondo cordoglio, ha scritto in una nota il sindaco Brugnaro, per la tragica scomparsa di una giovane psicologa che svolgeva per il comune i servizi del drop-in, stop and go, new way per le persone più fragili. Arrivino le più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi. La sua dedizione alla professione e al benessere degli altri rimarrà nel ricordo di tutti coloro che l'hanno conosciuta, ha concluso il primo cittadino. Giallo a Salcedo nel Vicentino, trovato il corpo carbonizzato di un anziano, ma nell'abitazione non ci sono segni di incendio.
Giallo a Salcedo, dove un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione. Si tratta di Giuseppe Azzolin, 83 anni, il cui corpo è stato rinvenuto nella casa di via Garibaldi, dove l'anziano abitava da solo. La vicenda è ancora avvolta in parte dal mistero e non sono chiare le cause del decesso, tanto che gli inquirenti non escludono nulla in questo momento. Di certo c'è solo che il cadavere è stato trovato parzialmente carbonizzato, ma non ci sarebbero, secondo le prime informazioni, tracce di fiamme o eventuali focolai. Lo esclude anche il sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco del distaccamento di Schio, subito accorsi sul posto. In via Garibaldi, a 2 passi dalla chiesa e dal municipio del paese, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Tiene e il personale del SUEM. Della vicenda è stato informato anche il sindaco Michele Carli, ma la notizia della morte di Azzolin e delle circostanze in cui è avvenuta si è subito diffusa in tutta la zona, dove l'anziano era molto conosciuto. Viene descritto come una persona che conduceva una vita ritirata e che da qualche tempo non si vedeva in paese. Le indagini proseguono per fare luce sulla vicenda. Furti in casa, decine di cittadini ieri sera sono partiti con una quarantina di auto con le frecce lampeggianti e suonando il clacson da Piazza Mercato a Pianiga per protestare contro i continui furti in abitazione. Hanno girato per le vie di Mirano, Santa Maria di Salano, Ale e Vigonza, capitanati da Gaetano Ferrieri ed Annalisa Zangrando, rappresentanti del Comitato Cittadino per la Sicurezza. Ciò che vogliamo far capire a chi ci amministra è che vogliamo vivere tranquilli, ha spiegato Ferrieri. Abbiamo paura continua per bambini, anziani, per la loro incolumità. I rappresentanti dei comuni devono puntare i piedi perché o cessa questo assalto alle nostre case, dicono gli organizzatori della manifestazione, o chiediamo i militari. E c'è stata una rapina che risale allo scorso settembre e dopo mesi di indagini i poliziotti sono riusciti a risalire agli autori. La polizia li ha identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza e alla testimonianza dei negozianti. Nei guai sono finite 3 persone, una 27enne che è stata posta agli arresti domiciliari e 2 minorenni, una ragazza ed un ragazzo di 17 anni denunciati a piede libero. La rapina era stata compiuta lo scorso 7 settembre ai danni del negozio Petrin nel cuore di Treviso. Un colpo messo a segno in pieno centro, nel centralissimo vicolo Rialto. La 27enne era entrata in azione con 2 complici minorenni. Una volta all'interno del negozio di abbigliamento hanno fatto finta di acquistare un capo, poi si sono diretti verso la cassa ed è qui che 3 hanno iniziato a spintonare la titolare per portarle via i soldi che aveva nel portafoglio, circa 150 euro. Arraffata la somma, i 3 malviventi si sono allontanati indisturbati, lasciando la proprietaria in lacrime sotto shock, una rapina che aveva scatenato la rabbia dei commercianti. Ci sentiamo poco sicuri. Fa molto specie e anche molta paura, perché insomma una rapina del genere in queste giornate così sì. Alle 10 di sabato mattina in pieno centro è impossibile, dai. In poche settimane dopo la denuncia presentata dalla titolare del negozio, i poliziotti della squadra mobile hanno identificato i rapinatori. La 27enne è già aggravata da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Lei e 2 minori dovranno rispondere dell'accusa di rapina in concorso. L'attività della squadra mobile di Treviso, portata avanti sotto il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica, è significativa dell'attenzione rivolta al fenomeno dei reati predatori consumati all'interno degli esercizi commerciali. Attenzione che proseguirà con un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio per il periodo delle festività natalizie per prevenire il verificarsi di altri episodi simili in un momento particolarmente delicato per tutte le attività commerciali. La politica ora con l'approvazione del bilancio del Consiglio regionale che potrebbe già concludersi alla prossima seduta. Nella maggioranza restano le cicatrici dello strappo sull'IRAP. Ci troviamo per la prima volta nella condizione di non riuscire più a fare economie, non riuscire più a tagliare all'interno degli assessorati e quindi abbiamo dovuto in questo bilancio ricorrere alla leva dell'IRAP. Quella del 2025 probabilmente passerà agli archivi del Consiglio regionale come la manovra dell'IRAP. L'aumento dell'imposta regionale sulle attività produttive ha diviso le opinioni e generato più di un malumore anche tra le associazioni di categoria. Abbiamo chiesto un piccolo sforzo per il 2025, consapevoli che è un momento difficile,
ricordavo che la regione del Veneto è la regione con la più bassa tassazione pro capite in Italia. Con la manovra sull'IRAP si va proprio a raschiare il fondo del barile per cercare di non trovare diciamo così, dei buchi nel bilancio regionale. La spaccatura però questa volta è stata anche dentro la maggioranza, con lo strappo di Forza Italia che non ha votato la manovra. Fino alla votazione di questi giorni non c'è mai stata la volontà di un confronto, di una condivisione, addirittura c'è stata una negazione di poter fare emendamenti propositivi sul trovare una soluzione. Lega e Fratelli d'Italia non ci stanno a fare la parte di chi tassa le imprese. Sarà impegno nostro, primo, ritornare a alleggerire la pressione fiscale delle nostre imprese quanto prima. La Regione ha in dotazione oltre $500 miliardi di euro di risorse da dedicare alle imprese di fondi comunitari e noi faremo tutta una serie di bandi che saranno concordati con il territorio. Vista dall'opposizione, la lettura della manovra è tutt'altra. Non risponde alle emergenze dei veneti, fatta della solita schiera di personalismi e di piccoli favori agli amici degli amici, che lascia indietro quote e fasce sempre più rilevanti dei cittadini della nostra regione. Si va a tagliare su quelli che sono i servizi per i cittadini e a non rispettare le promesse che si erano fatte. È la penultima legge di bilancio con Zaia presidente, prima che si apra un nuovo dibattito nel centrodestra. Fratelli d'Italia, come primo partito della coalizione, ha il dovere di mettere sul piatto un proprio candidato, perché la classe dirigente di un partito che è oltre il 30% non può esimersi da questo, e quindi Fratelli d'Italia presenterà un proprio candidato. Senza stipendio né tredicesima, 250 lavoratori in appalto hanno protestato questa mattina davanti alla centrale Enel di Fusina. Quello che preoccupa è la comunicazione che ha fatto girare la direzione della Somi, la società in questione, dicendo che Enel non ha pagato quello che doveva pagare, l'avanzamento dei lavori, e dunque loro non hanno le risorse per pagare la retribuzione di novembre. Se non pagano la retribuzione di novembre non hanno i soldi per pagare neanche la tredicesima, non avranno i soldi per pagare il mese di dicembre e soprattutto c'è l'incertezza del futuro. Per questo dalle 5 del mattino circa 250 lavoratori dell'appalto per la realizzazione di un nuovo impianto a ciclo combinato hanno bloccato l'attività e le strade attorno alla centrale Enel di Fusina, accompagnati dai sindacalisti che in tarda mattinata sono stati poi ricevuti dal prefetto insieme ai rappresentanti Enel, azienda che ha affidato l'incarico a un raggruppamento di 4 imprese, tra cui appunto Somi. Ne è emerso che quando ci si trova di fronte a una simile situazione sono le altre società a dover intervenire per risolvere il problema. Enel precisa infatti in una nota di aver sempre regolarmente retribuito l'azienda Somi per l'attività svolta nel cantiere, confermando la propria estraneità rispetto alle azioni messe in campo dalla Somi nei confronti dei dipendenti. Se non arriveranno gli stipendi, i lavoratori sono pronti a far sentire la loro voce in maniera più pesante. Vogliamo un impegno preciso da parte di chi di dovere, la committente o la rete temporanea d'impresa, dalla Somi, da chi di dovere, che i lavoratori riceveranno le loro retribuzioni. Prima donazione samaritana di rene, ovvero da donatore vivente verso una persona sconosciuta in lista d'attesa dell'era post-Covid, lo ha annunciato il Centro Nazionale Trapianti, la catena di donazioni partita da Padova. È la versione moderna della parabola del buon samaritano, il viandante che si ferma a prestare soccorso senza chiedere nulla in cambio. Il dono di uno sconosciuto ha innescato una catena che ha salvato la vita a 3 persone. Parte da Padova la prima donazione samaritana di rene dell'era post-Covid, ovvero da un paziente vivente verso una persona sconosciuta in lista d'attesa e non ad un familiare o un amico. Grazie a questa donazione sono stati realizzati 3 trapianti perché il rene del samaritano ha innescato una catena di donazioni e trapianti tra coppie incompatibili. I 3 prelievi e 3 trapianti sono avvenuti in 3 centri, Padova, L'Aquila, Bologna. Un fatto simile non accadeva da 5 anni e mezzo ed è il 9° donatore del 2015, come ha reso noto il Centro Nazionale Trapianti. Il donatore samaritano padovano ha iniziato il suo percorso un anno fa, valutazione clinica e psicologica fino al momento giusto, un intervento che anche per i chirurghi che lo hanno eseguito è stata una grande emozione. Quello che lui ci ha detto e che noi abbiamo capito è che tutti i pazienti ricoverati in reparto, per quello che poteva essere il suo percepito, era come se gliel'avesse donato lui il rene.
Cioè lui ha donato il rene a tutti i pazienti che erano ricoverati e tutti lo guardavano, non sapevano bene, perché gli chiedevano: ma perché sei qua? Tu sei entrato sano? Io l'ho donato e tutti pensavano fosse lui, anche se in realtà non si erano poi mai incontrati, il reale donatore ricevente della catena, però lui è stato capace di moltiplicare il suo gesto non solo per 3, ma oggi forse per 1000. I trapianti sono stati realizzati in perfetta simultaneità. I reni sono stati poi portati da un ospedale all'altro dalla polizia stradale con le Lamborghini per il trasporto organi e sono stati trapiantati nei rispettivi riceventi, che stanno tutti bene. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi, buona serata.